Buongiorno e ben trovati a tutti. Ciao. Ciao. Oggi siamo in compagnia di Giuliano Scarpinato, che è attore, regista, drammaturgo, della nuova scena teatrale italiana, tra poco anche di quella cinematografica, ho letto. Siamo qui per la rassegna Una stanza tutta per sé. Una stanza tutta per sé che è quel luogo dell'anima in cui possiamo trovare il nostro libro, dove appuntare emozioni, ricordi, per ricordarceli e per lasciarli in dono a chi ci ama. In questa rassegna, Giuliano ci presenta il suo spettacolo che è A più A storia di una prima volta, che andrà in scena il 18 marzo alle ore 18 a Codroipo. Quindi chi meglio di lui può raccontarcelo. Allora intanto ciao Giuliano, benvenuto con noi. Grazie. Volevamo sapere innanzitutto cosa racconta A più A. A più A racconta il viaggio iniziatico, tra virgolette, di due adolescenti, un ragazzo e una ragazza di 17 e 16 anni, verso la prima volta. Quella prima volta che è un evento speciale e irripetibile per tutti noi, e che però è come dire, il punto d'arrivo di un viaggio molto accidentato, fatto di false credenze, di sentito dire, di falsi miti, diciamo, tra i quali appunto questi due protagonisti si destreggiano per come posso dire, raggiungere la specialità, l'unicità della loro prima volta, che è diversa da quella di chiunque altro. Giuliano, perché raccontare la storia di due adolescenti? Da quale necessità parte, da quale bisogno questo spettacolo? Allora io l'adolescenza è un tema assolutamente ricorrente nei miei lavori. Sono affascinato da questo momento, da questa fase della vita umana, non solo dal punto di vista strettamente anagrafico e biologico, ma anche dal punto di vista filosofico, tra virgolette, nella misura in cui io vedo nell'adolescenza un paesaggio che non si completa mai, come un paesaggio che si vede dal finestrino quando si viaggia in treno e cambia continuamente. È una tensione verso qualcosa, verso un completamento di se stessi, della propria vita, e in tal senso mi affascina molto, perché credo che ciascuno di noi in questo senso è adolescente per sempre. Cioè penso che l'adolescenza sia appunto un paesaggio dell'anima. Quindi per questo motivo ne sono fortemente affascinato. In questo caso specifico, poiché poi i miei spettacoli nascono sempre da un'indagine che è anche di carattere sociologico, diciamo, o politico, comunque un'indagine sempre molto ancorata a quelle che sono per me le urgenze del contemporaneo. In questo caso specifico io ho voluto
porre un focus su quella che è l'educazione sessuale e sentimentale dei nuovi adolescenti italiani, della nuova generazione di adolescenti, ponendomi una domanda su che cosa la accomuna o che cosa la distingue invece da quella che è stata la mia, che sono di un'altra generazione, insomma, avendo più di 30 anni, o ancora quella dei nostri genitori, nonni, eccetera. Ovviamente ci sono delle differenze sostanziali, come insomma è chiaro, come è naturale. Ecco, quando sei adolescente probabilmente non ti riconosci in quest'etichetta che ti viene attaccata, e poi quando sei adulto, riguardi quel momento con una certa distanza. In qualche modo è come essere sempre scollati da quella realtà, e quindi lo spettacolo forse è un modo anche per i ragazzi di vedersi e scoprirsi e Di vedersi, di scoprirsi, di porsi delle domande, ma non in modo, come posso dire, pedante, diciamo, non c'è assolutamente nel mio fare teatro un'intenzione strettamente pedagogica. Sicuramente quello che amo molto è che si verifichi appunto un gioco di specchiamento, come tu stesso dicevi, da parte del pubblico, dei ragazzi, ma anche del pubblico adulto, perché poi, insomma, come sai, forse conoscendo il mio lavoro, io punto sempre a fare degli spettacoli molto trasversali dal punto di vista della fruizione. Non amo la distinzione tradizionale tra teatro ragazzi e teatro tout court, sono un po' dinamitato da questo punto di vista, ho sempre voluto fare saltare questo confine, e quello che ho potuto già verificare in questo spettacolo, che ha già insomma fatto un pezzo di strada, è che davvero questo gioco di rispecchiamento ha luogo quando nel corso delle repliche i ragazzi si riconoscono molto, si emozionano moltissimo, si divertono molto, ridono, ma ecco, provano anche delle emozioni molto forti, perché io ho cercato di lavorare a priori su una verosimiglianza di quello che raccontavo. Per fare questo io ho svolto appunto prima dello spettacolo una lunga ricerca sul campo, per così dire, tramite delle interviste ad adolescenti di tutta Italia proprio sulle tematiche dello spettacolo, educazione sessuale, educazione sentimentale, rapporto con il proprio corpo, con il corpo dell'altro, eccetera. Questa lunga ricerca mi ha permesso di avere un po' il polso, diciamo, della situazione e quindi poi di andare a lavorare su qualcosa che non fosse puramente teorico. Dalle immagini che passano anche in sovraimpressione, notiamo che c'è un'alternanza e anche una contrapposizione molto forte tra luce, colori accesi e zone d'ombra. È così che volevi rappresentare i giovani? Beh, l'adolescenza è questa, no? L'adolescenza è assolutamente una grande tavolozza in cui si alternano tutti quanti i colori con grande velocità, peraltro, no? È per eccellenza l'età dello Sturm und Drang, quindi appunto quella delle emozioni forti, della scoperta delle emozioni, che è davvero molto molto sorprendente, no? E ci sono delle zone d'ombra, indubbiamente, delle zone di forte malinconia, di tristezza, delle prime vere e proprie ferite, diciamo, del cuore e dell'anima, così come ci sono appunto invece i fuochi d'artificio come dire, della bellezza, della scoperta di sé, della scoperta dell'altro, della scoperta di sé più l'altro. Quindi sì, la tavolozza è molto ampia.
Nella tua ricerca penso che tu abbia dovuto, come dire, raccogliere testimonianze e anche trattare degli argomenti difficilmente trasponibili nel testo e sul palco. Volevo sapere come li hai trattati o non li hai trattati e perché. Guarda, fondamentalmente io ho trattato tutto quello che intendevo trattare. Quello che ho poi fatto è stato trasporre il tutto in quello che è il mio stile, che è uno stile, diciamo, che vira verso sempre la poesia, l'ironia e anche la trasfigurazione, dato che il teatro è per eccellenza il luogo, diciamo, della trasfigurazione, della metafora. È chiaro che nel momento in cui si parla di sesso, di prima volta, anche di un'educazione sessuale di cui fa parte anche la fruizione ogni tanto, insomma, della pornografia, non potevo assolutamente, e non era in alcun modo mia intenzione, utilizzare un linguaggio crudo, offensivo, diciamo, nei confronti del pubblico, dei giovani e non giovani. Quindi appunto quello che tu appunto osservi, cioè questa grande tavolozza di colori, è anche una tavolozza di stili, nel senso che appunto nello spettacolo ci sono dei momenti molto, molto, molto poetici, emozionanti, dei momenti molto ironici, in cui si ride tanto delle disavventure di questi due ragazzi. Sicuramente non c'è mai nemmeno l'ombra della volgarità, insomma, perché non credo sia proprio il teatro, non è assolutamente, insomma, il luogo della trasposizione documentaristica delle cose in generale. È uno spettacolo che oltre a forme e colori, delle sovraimpressioni, delle immagini, video, eccetera, anche assomma in sé vari linguaggi, quello della recitazione, della danza, della musica, è uno spettacolo insomma che è un turbine e non annoia sicuramente. Come mai la scelta di integrare tutti questi linguaggi? Questa è, insomma, da sempre una mia cifra. Io amo molto mischiare i linguaggi, credo molto, diciamo, nella multimedialità e multifruibilità, diciamo, di un prodotto artistico. Credo che appunto la musica o il video o la danza o la recitazione possono toccare diversi punti della rappresentazione e svolgere compiti diversi in modo diciamo preciso, in modo specifico, ma anche integrarsi molto bene tra di loro. Nel teatro per nuove generazioni in particolare credo sia sostanzialmente indispensabile integrare tutti quanti questi linguaggi, perché parliamo comunque di un pubblico che viene che è abituato, quotidianamente abituato appunto, alla multimedialità e alla ricezione di tantissimi stimoli. E poiché credo che il teatro non debba in alcun modo annoiare lo spettatore, credo moltissimo, anzi appunto quello che desidero è che dal momento in cui ci si siede, dal momento in cui si esce dallo spettacolo, si debba essere, come dire, si debba salire su una giostra, su una grande giostra e non avere quasi il tempo, insomma, di accorgersi no? Di cosa stia succedendo, cioè non avere più contatto per almeno quell'ora e mezza con la realtà di fuori. Ecco, credo che insomma, questa multiformità di stimoli sia molto efficace. Come dicevi tu, il pubblico dei ragazzi è abituato a questi linguaggi, alla virtualità, ma forse più è abituato ma non educato anche per comodità degli adulti che relegano queste nuove forme,
la capacità di educare, ma non è sempre così. Volevo sapere cosa ne pensi e se manca il confronto e l'incontro tra Allora, questi. guarda, diciamo che l'argomento è estremamente complesso, non è mia intenzione, diciamo, puntare il dito contro o appunto fare pedagogia che non è il mio mestiere. Io sono un artista e quello che faccio appunto è attraverso i miei spettacoli provare a sollevare delle questioni. Quello che sicuramente ho osservato e che è stata poi la ragione per la quale io ho fatto questo spettacolo è che su questo tema, diciamo, della educazione sessuale e a ricaduta sentimentale c'è una, come accennavo poco fa, c'è una differenza sostanziale e abissale rispetto al passato, che è appunto il fatto che in particolare la pornografia, che è diciamo il principale strumento di self-education per gli adolescenti, non viene più come in passato ricercato, cioè noi dovevamo in qualche modo ricercare il contatto per il quale avevamo tantissima curiosità, come è naturale, quindi no, andarci a procurare la cassetta piuttosto che il giornaletto, eccetera, eccetera. Adesso il tema è che la pornografia arriva dagli adolescenti in età precocissima, cioè sostanzialmente da quando hanno un telefono in mano, a volte sono già 9, 10, 11 anni. Questo è un grandissimo tema perché eh, si ritrovano quindi molto spesso di fronte a immagini particolarmente forti, senza un filtro, e a questo però si affianca quello che invece, quelli che sono due tabù che sembrano invece essere eterni, attraversare trasversalmente gli anni, cioè il tabù familiare e anche il tabù scolastico. La famiglia ancora oggi, nella gran parte, devo dire, nella stragrande maggioranza delle volte, quantomeno per quanto testimoniano le mie interviste, non è un luogo semplice per parlare di sessualità e la scuola se ne occupa pochissimo, quasi mai. Testimonianza è il fatto che appunto anche questo spettacolo non è, come dire, necessita, come è nel vostro caso, di un sostegno, di un coraggio, come dire, del desiderio di affrontare con coraggio e consapevolezza un argomento che io ritengo essenziale, perché poi, ecco, altro tema, noi ci interroghiamo in continuazione oggi con lacrime di coccodrillo su quelli che sono i numerosissimi casi di violenza sulle donne che spesso esitano tragicamente, ma con come dire, una certa ipocrisia noi ci interroghiamo abbastanza su quella che è l'origine di tutto questo, che è, a mio parere, una mancanza di alfabeto dal punto di vista proprio sentimentale, affettivo, cioè proprio uno scollamento tra i sentimenti e la sessualità che molto spesso porta a esiti estremamente negativi, appunto, torno a dire, tragici. Quindi, secondo me, come dire, bypassare il tema della sessualità e del rapporto tra sessualità e sentimenti a scuola o in famiglia continua a essere un grandissimo errore che non bisognerebbe più ripetere. Nella presentazione dello spettacolo si parla di un viaggio tra falsi miti, ho sentito dire e queste cose, per giungere poi insieme a qualcosa di nuovo, di unico, speciale, irripetibile. Cos'è questo qualcosa di unico che prometti a chi viene a vedere lo spettacolo? Beh, diciamo qualcosa di unico è l'esperienza unica di due protagonisti che arrivano alla prima volta insieme creando qualcosa di appunto speciale. Credo che
la prima volta di tutti quanti noi, per quanto sia da un punto di vista strettamente meccanico uguale, sia però necessariamente diversa, nel senso io credo davvero nel miracolo, credo in generale nel miracolo degli incontri, nel miracolo dell'incontro tra le persone, che tra l'altro tanto ci manca, no? Da 2 anni con questo maledetto Covid, no? Che ci sta sempre più isolando, estenuandoci. Quando diciamo il miracolo dell'incontro è fatto anche del miracolo dell'incontro dei corpi, che sono delle entità così specifiche, diventa un miracolo al quadrato. Quindi ecco, l'unicità che prometto, ma l'unicità che, come dire, che si promette a tutti quanti i giovani che si avvicinino alla loro prima volta, è l'unicità di questo miracolo che, se non si è ancora vissuto, è deflagrante. Quando si è vissuto da poco o anche diciamo da molto tempo, comunque torna ad essere meraviglioso nel ricordo anche. Ecco, questo vale per gli spettatori adulti, per esempio, no? Che si immedesimano molto e tornano al ricordo di quella bellezza che nella maggior parte dei casi è indelebile. L'amore che si racconta è l'amore a 360 gradi, penso, ad uno spettacolo, quello quindi nel riconoscimento di se stessi, nella proiezione verso l'altro e anche nel conflitto tra sé e gli altri. Qual è quel momento più difficile dell'amore da vivere, da raccontare per te? Il momento più difficile è quello della ferita d'amore, ovviamente. Per esempio, insomma, la protagonista femminile dello spettacolo arriva a questo incontro con il protagonista maschile dalla fine di un altro amore, che peraltro non è nemmeno un amore, perché, insomma, vabbè, non voglio, insomma, spoilerare troppo, ma il ragazzo di cui era infatuata in realtà non è una gran bella persona. E, quindi insomma lei viene da una ferita e come dicevo prima, le ferite d'amore che si provano nell'adolescenza sono tra le più dolorose, proprio perché sono le prime. Quindi dicevamo appunto la grande tavolozza delle emozioni, è tutta tinte forti, molto forti, non ci sono colori tenui nell'adolescenza. L'adolescenza non è quasi mai fatta di compromesso a livello emotivo, è sempre fatta di emozioni fortissime, apicali proprio, diciamo, nella loro espressioni. Quindi le prime ferite d'amore sono veramente delle grandi ferite. Quello è sicuramente il momento più difficile da raccontare, da vivere e quindi da raccontare. In qualche modo per fare, penso, l'attore, il regista e anche lo scrittore, il drammaturgo, bisogna conservare un po' dell'aspetto adolescenziale. Me lo Io sono confermi? assolutamente, io sono un adolescente non interrotto, diciamo, posso definirmi così, sono proprio nel continuum dell'adolescenza. È bello comunque, non è... Per certi versi sì, per altri non saprei, però no, sì, allora, a parte lo scherzo, io conservo assolutamente e mi tengo stretto, diciamo, quell'aspetto adolescenziale, anche infantile, se vogliamo, che è legato alla sorpresa, alla scoperta, alla capacità di emozionarsi. È il mondo in cui viviamo e devo dire anche nello specifico il mondo dell'arte, del teatro, del cinema, insomma, in cui io mi muovo, è un mondo che facilmente induce al cinismo, alla perdita delle illusioni. Io cerco davvero di corazzarmi contro questo, perché se io diciamo, spero arrivi il più tardi possibile per me il momento del cinismo, perché quello sarà il momento in cui non riuscirò più a produrre arte in alcun modo. Non credo si possa pensare di produrre arte dal punto di vista della disillusione.
non credo si possa comunicare con altre persone da quel punto di vista lì. Il tuo spettacolo, che ricordiamo ai spettatori, andrà in scena il 18 marzo al Circolo Ottagono di Codroipo alle ore 18, prevede un pubblico vasto, insomma, dai 16 ai 99, noi le abbiamo, Bene. abbiamo pubblicizzato. E volevo sapere da te perché allora un adolescente, per rispondere a quella esigenza, un adolescente dovrebbe venire a vedere lo spettacolo e perché dovrebbe farlo anche un adulto, magari insieme. Per divertirsi, per emozionarsi, per rispecchiarsi. Mi sembrano già tre ragioni forti. Per vivere, insomma, l'esperienza. Quello che il teatro dovrebbe fare, no? È guidare lo spettatore, insomma, in un'esperienza possibilmente bella, gratificante, che non vuol dire necessariamente, come dire, una coccola, un'esperienza magari emotivamente complessa, ma alla fine gratificante, perché il teatro ha anche da essere catartico, ecco, questo è quello che io penso sempre. Quindi, insomma, per vivere un'ora bella, bella. E aggiungo io, per ristabilire quel collegamento, magari quelle basi di discussione su temi che di solito non riusciamo a condividere e a Assolutamente, rivelare agli assolutamente. altri di noi. Hai ragione, sì, sì, lo spettacolo vuole poi essere, e questo appunto nel caso della scuola, ma anche nel caso della famiglia, vuole essere un ponte anche, un trampolino di lancio proprio per il dialogo su questi temi, insomma. Può essere sicuramente un'ottima occasione. Bene, grazie mille Giuliano, Grazie a voi. per quello che ci hai raccontato. Noi invitiamo tutti a vedere lo spettacolo finalmente dal vivo. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao.